I nostri piloti saranno formati, cioè abilitati ad effettuare il volo notturno. Le macchine sono già abilitate. Il soccorso aeromobile dei Vigili del Fuoco sarà presto attivato anche nelle ore notturne sull'intero territorio comunale metropolitano di Venezia. Di fatto raddoppiando le ore di volo dei mezzi, il protocollo d'intesa siglato tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comune e la città metropolitana di Venezia segna un punto di svolta non solo nell'efficacia degli interventi a tutela del territorio, ma anche nella gestione di grandi eventi. Gli ambiti di intervento sono tanti, anche gli ambiti di servizio che ci vengono richiesti, perché oggi come oggi, oltre al soccorso istituzionale, vengono anche chiesti trasporti, soprattutto degli aeromobili, per questioni a volte anche sanitarie, quando magari l'elicottero sanitario è indisponibile. Per quello che è stato definito un rafforzamento che potrà essere di riferimento anche per altri territori con caratteristiche analoghe al veneziano, esposto a diversi rischi, a cominciare da quello idrogeologico, alla Smart Control Room del Tronchetto, oltre al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, accanto al sindaco Luigi Brugnaro c'è il sottosegretario agli interni con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco. Il protocollo d'intesa necessita di coordinamento, pianificazione e tecnologia a tutti i livelli. Viene fuori una sinergia istituzionale che dovrebbe portare ad avere una prima pratica in questo senso proprio nella città di Venezia di potenziamento del servizio aereo per prevenire ogni segnale, anche per prevenire possibili piccole o grandi emergenze, oltre che per essere utilizzato, penso ai grandi eventi dove un occhio in più dal cielo può diventare strategico per prevenire situazioni di disagio.